itinerari del Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra i luoghi e le suggestioni della regione. Quarta puntata dedicata agli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Ritorniamo a camminare sui percorsi più belli della nostra regione. Oggi siamo sul Made Trekking. Voi lo conoscete già? Io sono pronta ad andare a scoprire di più insieme al nostro ospite di oggi, accompagnatore di montagna, Omar Gubeila, che accolgo con piacere. Buongiorno e benvenuto Omar, ma portaci sul percorso, raccontaci un po' di più. Partiamo subito, iniziamo a camminare. Allora, intanto come nasce il Made Trek? Il Made Trek nasce qualche anno fa da un'idea del Consorzio Turistico del Tarvisiano in accordo con l'ente regionale dello sviluppo rurale, l'ERSA, Regione Friuli Venezia Giulia, e il consorzio di Ermagor e il Pressagerse. Quindi, questo per dire che è un percorso che si sviluppa a cavallo sia del Friuli che dell'Austria, è proprio nato con un'intenzione di accomunare i territori. Il percorso di per sé è un trekking che si sviluppa in più tappe, a grandi linee parte da Sappada, da Cima Sappada esattamente, e finisce sulla cima del Monte Lussari. Questo viene percorso in una successione di tappe fermandosi nelle malghe a dormire nei rifugi che si trovano lungo questo percorso. C'è una tappa bonus, l'extra diciamo, che riguarda l'altopiano del Montasio, una tappa d'anello in giornata si fa, che è un po' fuori dalla direttrice principale del percorso, ma che per la sua valenza è stata messa all'interno del progetto MADE, ecco. E quindi 144 chilometri, 8 tappe, ma parliamo proprio di queste tappe. Da dove a dove possiamo arrivare, come possiamo fermarci, qual è il paesaggio che possiamo ammirare? Allora, io vi farei cominciare a camminare con me, idealmente da Cima Sappada, appunto. La prima tappa risale praticamente la valle del fiume Piave e sale fino al rifugio Calvi, alle pendici del Peralba, a 2100 metri di quota, ed è una tappa abbastanza corta rispetto ad altre, si parla di circa 11 km. Molto bella perché dà il tempo di staccare proprio dalla, chiamiamola, civiltà a cui siamo tutti abituati, per addentrarsi in un mondo alpino che sicuramente dà gli scenari molto spettacolari e incredibili. Dal rifugio Calvi la seconda tappa è un po' più lunga e si va attraverso la Val di Fleons, che è una valle del tutto particolare, oltrepassando i laghi di Bordaglie e Quota Pascoli, che sono due perle alpine tra i punti più belli delle nostre Alpi Carniche. Si scende in territorio austriaco dal passo Giramondo, raggiungendo la malga di Volaia, per risalire poi al passo di Volaia, quindi altro lago, altro posto stupendo, e scendere verso il rifugio Tolazzi. Attualmente il rifugio Lambertenghi Romani, che sarebbe posto tappa del Made, è in ristrutturazione, per cui o ci si ferma sul lago, il rifugio austriaco, oppure si scende con un altro retta di cammino al rifugio Tolazzi, quindi nel fondovalle vicino al paese di Collina, a Forniavoltri. Questa è una tappa sui 17-18 km. La terza tappa dal rifugio Tolazzi attualmente sale al rifugio Marinelli, posto stupendo anche questo, immagino che chi ci ascolti conosca un po' le zone, e si addentra poi nella valle dove nasce il torrente But, una valle totalmente solitaria e di una natura predominante, con un percorso che è bene usare il GPS che è disponibile poi sul sito, vi ricapitolo un po' tutti i dati salienti, e porta al posto tappa di Casera Lavareit, in vista proprio della dorsale di confine del Palpico, della cresta di Timau, altro posto spettacolare. Sono tutti belli, mi ripeto, però è veramente un percorso idilliaco. Dalla Malga Lavareit, tappa intermedia, abbastanza facile per riposare i piedi, si scende all'abitato di Timau, quindi il fondovalle, e si risale a Malga Promosio, al contesto malghivo di Malga Promosio. Siamo a 1500 metri di quota, bellissimo, e lì si dorme, si mangia, i prodotti sono tipici ovviamente a chilometro zero lungo tutto questo percorso. E altra tappa da Malga Promosio, si può andare in due direzioni, o fare un pezzo in Austria attraverso il passo di Pramosio, la Bischofalm, laghetto di Zollnersee, per arrivare poi al Cason di Lanza, oppure variante italiana,
Sella di Cercevesa, Rifugio Fabiani al Pecol di Chiaula, grande traversata sotto la cima del Monte Lodin e ci si riallaccia al percorso che arriva dall'Austria per arrivare al Cason di Lanza. Ci stiamo man mano spostando verso il Tarvisiano. Cason di Lanza posto tappa, altra tappa ci vede passare sotto la creta di Alp, quindi verso il passo di Pramollo, gli impianti di Passo Pramollo, siamo in territorio austriaco, per arrivare alla Wischinger-Halm, dove c'è un altro posto tappa. E sempre posti bellissimi. Qua si passa però dalle montagne più rocciose della catena carnica principale alle montagne più morbide che vanno degradando verso Tarvisio. Da Pramollo, dicevo, una tappa abbastanza lunga ci porta al Rifugio Nordio, quindi siamo in vista dell'Osternig diciamo sopra Ugovica. Qua sono circa 24 km di percorrenza, è una tappa lunghetta. L'ultima tappa di questo percorso da Rifugio Nordio ci porta poi a arrivare a Camporosso e a salire l'ultima grande salita del percorso al Monte di Lussari per guadagnare la soddisfazione finale di questa magnifica traversata, ecco. Sicuramente un percorso meraviglioso e adatto agli amanti della natura, ma ti volevo chiedere, è adatto proprio a tutti? Allora, proprio a tutti direi di no, perché comunque, come avete capito, ci sono delle tratte che sono effettivamente impegnative. Ci vuole sicuramente un buon livello escursionistico. Dal punto di vista tecnico non ci sono mai difficoltà che vanno oltre i percorsi escursionistici, quindi non si arrampica, non ci sono primi gradi, non si mettono le mani a terra. Basta ovviamente gli scarponi e la normale dotazione d'escursionismo. Certo è che la lunghezza di alcune tappe, i dislivelli che possono essere a volte anche abbastanza importanti, si parla di 1000-1200 metri di dislivello giornalieri, che si susseguono poi su diverse giornate, richiedono un allenamento abbastanza saldo e buono, ecco, concreto, per non trovare poi difficoltà. È anche vero che in caso di difficoltà uno può abbandonare il percorso in diversi punti, perché si può scendere a valle abbastanza in diversi punti, ecco, come vi raccontavo. E allora preparatevi per questa nuova avventura anche in Friuli Venezia Giulia. Omar, io ti ringrazio per essere stato con noi, ringrazio anche il creator di Promoturismo FVG Nemas Gortan, che ci ha portato anche attraverso i suoi video direttamente sul percorso. Per maggiori informazioni e dettagli c'è il sito madeinalps.eu e invece se volete consultare il percorso completo e le singole tappe potete visitare anche il sito turismofvg.it e scaricare l'app FVG Outdoor per la vostra prossima escursione. Omar, è stato un piacere stare in tua compagnia, ci vediamo direttamente sul percorso. Volentieri, a voi, grazie. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue esperienze in regione, visita il sito turismofvg.it.